La situazione del traffico nella statale 47 in questa estate del 2023 è assolutamente drammatica. Anche quest'estate soffoca nel traffico la statale Valsugana, o meglio, ormai da decenni, un'emergenza diventata nel tempo quotidiana. Bollino nero infatti sia nei weekend che durante la settimana, ore e ore di attesa per vacanzieri cittadini, chilometri di coda e un traffico che paralizza l'intero territorio. Conseguenze per tutti, a partire dai comuni, cintura della statale. Noi come amministrazione comunale stiamo tentando di correre ai ripari, quindi posizionando i vigili nel momento in cui serve sia sulla statale 47 che sulla provinciale, ma viste le mole di traffico sarebbe quasi necessario metterlo tutti i giorni e costantemente. Anni di circolazione congestionata, una statale incapace di sostenere una densità di traffico simile e un ammodernamento stradale che tarda ad arrivare, ma all'orizzonte sembra muoversi qualcosa. Stiamo lavorando con ANAS e Regione, vi è già stato un tavolo tecnico che si è svolto nella primavera del 2023 e che aveva appunto come obiettivo quello di superare i nodi che vanno a interferire con il traffico, in particolare il semaforo di Carpanè, e su questo si sta lavorando un suo bypass in galleria, un bypass corto ma che consenta di superare questa criticità, e poi la realizzazione di alcune rotonde che hanno lo scopo di fluidificare il traffico. Interventi però non interamente risolutivi. Alla statale 46 servirebbe comunque un aiuto. Sono interventi che non consentono comunque alla statale 47 di assorbire consistenti volumi di traffico, quindi sono stati pensati tenendo conto di una possibile realizzazione della Valdastico Nord. E se questa progettualità non sarà possibile, si tornerà al tavolo di confronto. Nel caso in cui non si addivenisse un accordo sulla Valdastico Nord, di pensare a delle soluzioni che possano, risolvere interamente tutti i nodi riguardanti la statale 47.